Gli spazi per la didattica nel prossimo anno scolastico non costituiranno un problema. La provincia interverrà negli istituti superiori di sua proprietà a seconda delle esigenze che saranno evidenziate dai presidi. A disposizione c'è un tesoretto di 500.000 euro, risorse che rientrano nei fondi del programma operativo nazionale del MIUR, dedicate appositamente a interventi di edilizia leggera. È l'indicazione emersa dal vertice tra l'amministrazione provinciale e i dirigenti scolastici del territorio, compresi i dirigenti degli istituti comprensivi e di Dolomiti Bus. Ci sono alcuni nodi critici legati alla, struttura, delle scuole che, prevede, degli interventi proprio per, garantire spazi adeguati ai ragazzi e, l'altro nodo importante è quello del trasporto scolastico. Indiscutibilmente sarà un anno impegnativo. Gli uffici della provincia stanno già lavorando da qualche settimana alla ricognizione degli edifici degli istituti superiori, mentre procede speditamente il piano edilizio varato sulle strutture prima della pandemia. Con la fine di agosto sarà eliminato l'amianto dall'istituto Reniere e verranno sostituiti i serramenti del liceo Galilei, dove proprio in queste settimane saranno ricavate 2 nuove aule dall'ex appartamento del custode. Rinviati invece al prossimo anno i lavori di adeguamento sismico al Brustolon per una durata di cantiere prevista attorno ai 2 anni. Altro capitolo è quello del trasporto scolastico, soprattutto per quanto riguarda gli istituti superiori del capoluogo, di Feltre, della Gordino e del Cadore. Ieri Dolomiti Bus ha dato la propria disponibilità ai presidi a ripartire a settembre con gli stessi quadri orari dello scorso anno. Prossimi step: entro fine mese un aggiornamento con il tavolo provinciale dei trasporti, mentre entro una decina di giorni la consigliera Bogana riunirà di nuovo i dirigenti scolastici per dare concretezza ai programmi.